Guarda, mi lasci sottolineare l'ottimo risultato della Lega che esce definitivamente da un travaglio che è durato 2 anni. Abbiamo fatto pulizia e ordine, cosa che altri partiti devono ancora fare. E dall'altro dico anche che Salvini ci ha preso un impegno per l'Europa, i temi dell'indipendenza, quindi del diritto europeo, piuttosto che del no euro, li porterà avanti con la sua nuova squadra direttamente in Europa. Dunque la Lega Nord vive come un successo il risultato elettorale. Parole di Del Luca Zaia, centrodestra in che Veneto è assicura che per inferiore quello che rispetto riguarda lui e dunque la regione Veneto nulla cambia. La sua unica preoccupazione, insiste, è rispondere ai bisogni e alle esigenze dei veneti. Se qualcuno si aspetta una campagna elettorale che duri 12 mesi, da parte mia si sbaglia, perché comunque io non voglio inficiare il buon lavoro che stiamo facendo perdendo tempo con beghe e dibattiti della politica. Non l'ho fatto in 4 anni, non lo farò neanche nei prossimi mesi. Discorso a parte per il Movimento 5 Stelle che comunque in Veneto si attesta sul 19,9%, secondo partito, proprio prima della Lega Nord al 15,2%. Che si debbono rispettare le scelte degli elettori. Il Movimento 5 Stelle ha avuto sicuramente un voto riferito al fatto che ci sia la rottamazione, che ci sia pulizia, ed è esattamente quella pulizia che voglio anch'io, che vogliamo anche noi. E ovvio è che il Movimento 5 Stelle poi ha la fortuna di stare in tribuna a guardare la partita, noi siamo a bordo campo, quindi rispondiamo, se un ospedale non cura bene rispondi te e non stai fuori a giudicare. Infine, un messaggio per Matteo Renzi. Ma è che ha fatto un sacco di promesse, dagli 80 euro in busta paga che non hanno la copertura, il fatto che pagheremo il 7,40 con un SMS e altre diavolerie del genere, adesso deve mantenere fede alle promesse fatte, perché i veneti non è che sono degli sprovveduti, ti danno il consenso ma poi te lo tolgono anche.